per poter finire tutto c'è al bambino, vedete la posizione seduta, la posizione seduta, la posizione con il bingo posto in questo modo al pallone da rugby, si dice che è molto efficace per svuotare il seno, oppure nella posizione che è tradizionale, oppure molto, come vedete, sbagliata in linea, in qualche maniera con il bingo. Sono tutte posizioni che possono avere appunto una loro utilità viste e valutate caso per caso. Questa praticamente era già stata illustrata prima, la posizione dell'attacco corretto incidono, come vedete, su tutti quei fattori che dicevo precedentemente. Oggi usa molto questa parola empowerment, che vorrebbe dire la soddisfazione, l'autonomia della donna. Una posizione attacco ancora, quindi la posizione l'abilità che deve soprattutto acquisire la mamma, l'avete visto prima in quella diapositiva precedente, è fondamentale il supporto dell'informazione, il suggerimento da parte dell'operatore perché la mamma possa avere una posizione confortevole in modo che il bambino possa attaccarsi nella maniera più efficace. L'attacco adeguato, quello che vedevamo prima, che viene dentro a segmenti più profondi, consente un'istruzione efficace, soddisfacente per i bisogni nutritivi e cognitivi del neonato, non traumatizzante per il seno, sostenibile e gratificante per la mamma. L'altra cosa, in modo delle ultime, che in qualche modo volevo dire, la scrittura del seno. La scrittura del seno può essere, tante volte lo vediamo, infatti se ne sta discutendo a vari livelli, appunto, proprio perché magari non sempre viene accettata, può creare anche a volte qualche fastidio nelle donne e così via. Noi pensiamo ancora ovviamente che tutte le situazioni devono essere rispettate, ma noi pensiamo che tante volte non arrivi correttamente il messaggio di che cosa è e a cosa serve la scrittura del seno e che questo quindi possa così creare anche qualche opposizione, eccetera. La scrittura del seno serve chiaramente per esprimere il latte, se il bambino non si attacca, se il bambino ha difficoltà, se non può dare il seno e così via. Il colostro, prima ancora diciamo, usato il termine latte non sbagliato, quindi serve per estrarre il colostro. Il tiralatte per il migliore di vita non serve, non può servire, perché il colostro, che è la prima sostanza che viene prodotta dal seno, è molto denso, rischioso, il tiralatte non ce la fa a tirarlo fuori. E se lo tira fuori lo fa anche con, voglio dire, qualche traumatismo sul seno, comunque c'è il rischio di qualche traumatismo sul seno. La scrittura consente, invece fatta dalla donna, ma dimostrata chiaramente, ha spiegato eccetera, ma comporta questa maggiore estrazione. Quindi vedremo anche delle immagini tra un momento. Allora, se è vero che qualche volta si può essere un pochino diffidenti, la donna ci dà un po' fastidio e così via, è anche vero, questo nella pratica, che in qualche maniera mi sembra di vedere, che le donne poi, se realizzano bene, perché lo diciamo bene fino in fondo, la motivazione della speritura, poi l'accettano decisamente più facilmente. Quindi tornate nei primi giorni la speritura non può essere stata, non può essere sostituita dall'altra. Quindi proprio per questo fatto. E questa è una serie di immagini che abbiamo preso qualche tempo fa una nostra infermiera, dove vede piano piano si vede la mano che sperma il seno, il colostro, e lo vedete da colori non sono perfetti, per questo materiale proprio giallastro, non bianco come il latte, viene raccolto dal cucchiaino e poi viene somministrato con un cucchiaino al bimbo. Quindi sono gesti naturali, semplicissimi, proprio che tante volte però sono sconosciuti. Quando si spreme il latte, chiaramente si somministrerà con varie metodiche alternative, meglio la siringa, ormai tutte le mamme sono diventate esperte nei primi giorni nell'utilizzare la siringa o con un cucchiaino o con un bicchiere. In altre volte se il bambino per esempio con un'altra siringa, se il bambino ha qualche difficoltà, ci sono poche queste tecniche, perché se no ne possiamo parlare dopo
succhiare il suo dito, magari l'infermiera o il papà piano piano inseriscono con una seringa il sondino, voglio dire il latte, in questo caso il bimbo che si attacca direttamente al seno, il sondino è posto accanto al capezzolo e il bimbo quindi impara a succhiare, magari non ce l'ha fatti dal bene, ma tanto deve comunque abbassare.